Buonasera e bentornati in questa edizione straordinaria del nostro telegiornale per commentare a caldo questi dati che ci stanno già arrivando sull'affluenza e poi sugli esiti del referendum per l'autonomia del Veneto. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Swishamer Channel Premium 1 e Premium 2. Allora subito ci portiamo sui dati dell'affluenza del Veneto, mentre tra poco parlerà il governatore Zaia, quindi ci teniamo una finestra aperta anche lì. Allora, gli ultimi dati, ovvero quelli delle 23, parlano di 129 seggi scrutinati su 575, adesso dovremmo essere in grado anche di farvelo vedere, un secondo. Portate pazienza, eccoli qui. Li stiamo mandando in onda. Allora, alle 23 avevano votato il 58,9% degli aventi diritto. Attenzione che questi sono dati parziali. A Belluno avevano votato il 51,1% degli aventi diritto, e in questo caso, se il dato venisse confermato, attenzione perché sono solo 23 su 64 le sezioni scrutinate, a questo punto anche Belluno avrebbe il suo referendum valido. Nonostante non ci sia di fatto un quorum a Belluno, ufficiosamente il quorum sarebbe di 104.000 persone. Ecco, giusto per precisare. Ci spostiamo poi a Padova. Ok, a Padova avevano votato il 64,1% degli aventi diritto. Poi a Rovigo il 46,4%. Rovigo, che per tutta la giornata è stata la provincia con l'affluenza minore. A seguire Treviso 59,6%, Venezia 59,6% anche lei, poi Verona 66%, chiude Vicenza 61,2%. Vicenza è stata invece quella con l'affluenza maggiore durante tutto l'arco della giornata. Bene, possiamo tornare in diretta. Qua. Tra poco avremo anche i dati, logicamente bisogna attendere che intanto l'affluenza e poi inizieranno lo scrutinio. In Lombardia, nonostante la presenza dei tablet, affluenza e scrutinio sono un po' più lenti, e questo è un qualcosa di inspiegabile, però diciamo che durante la giornata i dati, ad esempio delle 12 di affluenza, sono cambiati per 3 volte. Adesso non abbiamo ben capito se fosse un problema tecnico del sito oppure effettivamente un problema dei tablet. Comunque andiamo avanti e andiamo proprio in Lombardia. Vediamo se è andato qualche dato significativo. Allora, ricordo che alle 19 l'affluenza era del 31,8%. La Lombardia, ricordo, non ha il quorum da raggiungere, a differenza della Regione Veneto, che per il momento con l'affluenza parziale l'avrebbe superato. Un'affluenza, quella nel Veneto delle grandi città, che è stata minore rispetto alle periferie. Quindi adesso attendiamo i risultati e poi che appunto si colleghi anche Luca Zaia. Luca Zaia, che è andato a votare questa mattina alle 6:45, è stato il primo del suo seggio, e quindi onore al merito a questo presidente che, diciamo, ha fatto una buona campagna referendaria. C'è qualcuno che l'ha criticato per essersi esposto troppo, ma d'altronde è il presidente della Regione Veneto. Se non si fosse esposto, diciamo che l'avrebbero accusato del contrario.
Ad ogni modo, per il momento andiamo un attimo in pubblicità in attesa che arrivino i nuovi dati, a meno che non siano arrivati nuovi dati. Sì, ma ce li teniamo per dopo. Subito la prima pubblicità, così ce la facciamo fuori subitissimo e ci ritroviamo tra circa 2 minuti. Rieccoci in diretta. Allora andiamo subito a vedere questi dati che per il momento sono parziali. Adesso dovrebbero comparire sullo schermo, eccetto quelli di Lombardia che stiamo ancora attendendo. Questa sera un aneddoto, li abbiamo attesi quasi 2 ore dopo che fossero le 7, quindi l'affluenza dovrebbero comparire. Ok, eccoli qua. Attualmente sono tutti dati ancora modificabili perché sono parziali, e quindi andiamo subito a verificare se siano mutati ulteriormente. No, però questi sono diversi da quelli di prima, quindi andiamo a rileggerli. Eccoci qua. Allora, attualmente nel Veneto avrebbero votato il 59,5% degli aventi diritto, 201 su 575 le sezioni scrutinate. In provincia di Belluno si abbassa un attimo la media, 52,0, Padova 63,2, Rovigo 48,6, Treviso 66,6, Venezia 58,0, Verona 65 e chiude Vicenza a 62,2. Questi per il momento i dati. Possiamo tornare in studio, grazie, con l'ausilio della nostra regia. E dunque un referendum, quello dell'autonomia del Veneto e anche quello della Lombardia, che si basano sull'articolo 116, articolo che attualmente sta utilizzando la regione Emilia-Romagna senza aver chiesto un referendum. Quindi molti hanno criticato la scelta dei governatori di Veneto e Lombardia per aver indetto questo referendum. Ecco, diciamo che il referendum non è mai qualcosa di negativo, perché chiede un'espressione da parola alla popolazione, che in questi tempi non è così scontato, quindi teniamoceli cari questi referendum, e non sono mai comunque soldi buttati per la democrazia. Ad ogni modo vediamo se sono mutati i dati sì di una sezione, quindi non sono rilevanti. Andiamo a vedere quali sono stati i dati di affluenza durante la giornata con l'aiuto della grafica. Eccoci qua. In Veneto aveva votato alle 12 il 21,1% degli aventi diritto, quindi un'affluenza che comunque dalla prima mattina aveva dato un più, diciamo,
una serie positiva, perché anche nello scorso referendum c'era stata una partecipazione non trascurabile. Da Venezia no, ok. Poi alle 19:50:01 in Veneto, e attualmente è al 59,7%. Ci spostiamo in Lombardia, dove i dati, questi che vi stiamo per dare, sono cambiati nel corso della giornata. Inizialmente era 10:92 alle 12 e poi sono mutati in 11:06, mentre per la sera, eccoli qua, 30:05. Ricordiamo che la Lombardia non era vincolata. A Belluno, per l'autonomia di Belluno, se ci danno la grafica, eccola qua, alle 12 avevano votato il 19% degli aventi diritto, mentre abbiamo perso da nuovo Belluno, alle 19 avevano votato il 45%. Grazie regia, se ci muoviamo un po', siamo no, troppo lenti. Nel frattempo gli scrutini continuano, sezioni scrutinate 202 ancora, e quindi ci spostiamo a Padova, dove cominciano a pervenire i dati. Regia, cortesemente, ci sono ancora io, grazie se mi ridate la vecchia. Esisto. Ci spostiamo a Padova, dove stanno cominciando a pervenire le sezioni con i sì e i no. Attualmente su 1639 voti con 4 sezioni scrutinate ci sono il 96,87% di sì. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a inquadrarveli. Aspettate, siamo in aggiornamento, anche perché logicamente la situazione è in aggiornamento. Eccoci qua. Da Padova 4 sezioni scrutinate, 1639 i sì, 53 i no. Quindi vediamo anche una percentuale di no che non è, oddio, esistono, sono anche rappresentativi. In molte forze avevano chiesto l'astensione durante la giornata, cosa secondo noi grave, perché astenersi da dare la propria posizione ad un referendum non è consigliabile. Diciamo che sì o no c'è una scelta che è già vincolante. Ci spostiamo, torniamo sui dati, grazie. Attualmente no, non ci sono ancora variazioni. Torniamo in studio, grazie. Ma quali erano i quesiti sui quali si era chiamati a rispondere? Per il Veneto, eccolo qua, abbiamo dei problemi con la grafica, un secondo, stiamo lavorando per voi. È una grafica un po' bruttina, però questa è. Allora, vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Questo era il quesito fatto ai veneti. Andiamo invece in Lombardia, se possibile. In Lombardia. Non abbiamo la Lombardia disponibile. Un secondo. Lombardia. Eccoci qua. Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per chiedere lo stato dell'attribuzione di particolari condizioni di autonomia con relative risorse ai sensi per gli effetti di cui l'articolo 116 terzo comma della Costituzione? Sta per parlare il presidente Luca Zaia, quindi un secondo, ci ricolleghiamo noi,
Pronti che sta per parlare. Aspettiamo se Venezia ci dà la linea. Non la rifiutiamo. Stiamo attendendo. Venezia ha dato l'audio, non ha dato la linea visiva. Venezia, che state combinando? Stiamo attendendo il discorso di Luca Zaia da Venezia. Ci sono dei problemi probabilmente con il collegamento del collega che non entra. Vediamo solo l'audio a momenti. Se la regia riuscisse comunque a farcelo sentire, diciamo che non sarebbe male. Che succede? Ci colleghiamo un attimo in diretta con Venezia. Problematico. Diamo la linea Venezia. Una legge referendaria, quindi una legge che poi c'è stata impugnata dal governo, l'abbiamo difesa, abbiamo rispettato i tempi della giustizia, non abbiamo convocato subito le urne. Dopo un anno, nel luglio 2015, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Noi oggi siamo qui a celebrare ovviamente il risultato del referendum in virtù del fatto che questa regione è andata al voto in virtù di questa sentenza della Corte Costituzionale. Non è una buffonata come qualcuno ha voluto dire, non è una pagliacciata, non è un referendum che non serve a nulla. Penso che l'indicazione sia un'indicazione importante, sono milioni di persone che comunque, sono più di 2 milioni di persone che si sono recate alle urne. Mi piacerebbe anche ricordare solo un passaggio dei tanti passaggi della Corte Costituzionale. La Corte quella volta, quando ha dato ragione a noi nella partita contro il governo, in una sentenza molto argomentata e penso che farà anche giurisprudenza, diceva a proposito del referendum, lo dico a tutti quelli che si sono distratti in queste settimane, in questi mesi, il referendum, questo è parte della sentenza, il referendum è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all'intero corpo elettorale o alla relativa frazione di esso nel caso dei referendum regionali, il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve la funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo. La Corte cosa dice? Dice attenzione, è un referendum consultivo, ma non è che questa carta straccia, è in grado di influenzare, contrastare i processi decisionali. Io penso che i veneti abbiano avuto coscienza di quello che sta accadendo. È un Big Bang, no? Lo dico spesso, per anni si è guardato al muro di Berlino e molti strateghi valutavano l'opportunità e magari le modalità della caduta del muro. Poi il 9 novembre 1989, se non sbaglio la data, abbiamo visto dei ragazzi, dei giovani ragazzi sopra quel muro e il muro è caduto. È il Big Bang, questo Big Bang delle riforme istituzionali. A me piace pensare che questa regione dà vita a questo Big Bang, è per noi l'occasione per dire che questa chiamata di popolo è trasversale ai partiti politici. Poi ovviamente assisteremo sempre ai commenti, quelli che ieri chiedevano le dimissioni del Presidente se non si fosse passato il quorum, oggi rivendicano parte di questa vittoria. Ma queste sono storie che abbiamo già visto, siamo nel paese nel quale mai nessuno perde. Ma a me piace dire che qui mai nessuno anche oggi vince, vincono i veneti, vince il senso civico dei veneti, vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra, vince la voglia di dire che nell'alveo del rispetto della
in maniera molto puntuale nel titolo quinto della Costituzione, quella Costituzione che molti sventolano quando serve, in altri momenti la nascondono, come in questo momento, in questi mesi, in queste settimane di campagna referendaria per dire ai cittadini che serve l'opportunità di votare. Voglio ricordare che questa Regione ha fatto una campagna istituzionale rispettosa delle idee di tutti, ha chiesto a tutti di andare a votare, ha chiesto chi voleva votare sì di andare a votare, chi no, chi voleva stare all'estero, abbiamo detto diamo un segnale. Il segnale del popolo è arrivato. Chiederemo queste 23 competenze, chiederemo il federalismo fiscale, chiederemo i modelli delle tasse, annuncio già che domani mattina è convocata la Giunta per la presentazione del progetto di legge. Vi ricordo che il progetto di legge è un progetto sul quale stiamo lavorando, non dico da anni, ma sicuramente da più di un anno. È un progetto di legge molto articolato, è la base negoziale che presenteremo al governo. Siamo convinti e spero che a Roma si rendano conto che questa non è l'indicazione di un partito, ma l'indicazione di un popolo. Berlusconi al contratto sociale diceva che il popolo ti deve rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Penso che oltre 2 milioni di veneti, che comunque sotto la pioggia, ricordiamo perché oggi non era una bella giornata, sotto la pioggia, sfidato ovviamente le avversità atmosferiche, sfidato a volte anche i limiti personali. Ho visto tante persone disabili arrivare, anziani, molti anziani. Una signora di 103 anni ha voluto mandarmi la sua foto per dire anch'io c'ero, e penso che questa trasversalità, ho visto foto che mi hanno inviato di gruppi di diciottenni che al primo voto sono andati a votare, ho visto foto di immigrati che mi hanno voluto anche loro testimoniare la loro presenza in questa partita. Questo è il referendum dei veneti e dei nuovi veneti. Noi domani mattina, proprio perché siamo abituati sono dei problemi con il collegamento? È terminato? Sì, perché l'audio è arrivato prima del solito. Torniamo in studio con le immagini. Se riusciamo a tornare in studio, perché qua sembra che lo facciano apposta. Che è? Sì, lo sappiamo, adesso siete arrivati. Ritorniamo in studio, grazie. Eccoci qua, tornati in studio. Questo era il discorso del Presidente della Regione Veneto. Sta ancora parlando, in realtà la linea è saltata così a caso. Benissimo, vediamo un attimo se riusciamo. Torniamo un attimo sui dati del referendum, perché nel frattempo che lui sta parlando stanno continuando a pervenire 204 su 575 i seggi scrutinati. Pardon per i ci scusiamo per i problemi tecnici, logicamente. E torniamo tra poco, subito dopo la pubblicità, vediamo se riusciamo a sistemare un attimo di problemi tecnici.
federale, si parla di federalismo, si parla degli articoli della Costituzione, si parla di tutte quelle attività che sono state anche un momento di crescita per la nostra comunità. Ringrazio le strutture della Regione, il dottor Gasparini, Fabio Gazzabini e Carlo Parmigiani, sono un po' tutti quelli che hanno lavorato per restiamo con le... Torniamo in studio? Grazie. Bene, non sono cambiate di molto le sedi scrutinate. Nel frattempo appunto Zaia sta facendo i suoi ringraziamenti, l'abbiamo sentito. Torniamo ad aggiornare anche i dati di Padova, dati che sono sul sì e no, quindi sui temi che stiamo aspettando un secondo perché non funziona più niente. Eccoci qua, andiamo a commentare questi dati che ci arrivano da Padova, sono i primi sulla tornata. 44 sezioni scrutinate, 16.812 sì e 561 i no. Andiamo a vedere anche la mappa di dove si sono concentrate. Per il momento non ci sono sedi né in parità né tantomeno convincente i no. I sì ricordiamo colore blu, no colore rosso. Eccoli qua. Magari ci spostiamo anche direttamente sull'affluenza, i dati sull'affluenza, possibilmente quelli delle 23, che sono ancora in aggiornamento, ricordiamo. Eccoli qua. Attualmente sono 207, ecco, 207 le sezioni scrutinate. Cominciamo da Belluno con il 52,0%, Padova 63,2%, Rovigo 48,6%, Treviso 65%, Venezia 55,8%, Verona 65%, Vicenza 62,9%. Ecco, questi erano i dati. Nel frattempo Zaia sta continuando a parlare, vabbè, niente di rilevante. Se Venezia ritiene, poi gli ridaremo la linea. Rientriamo in studio. Eccoci qua. Per il momento non ci sono dati ancora sulla Lombardia. Sono i più lenti di tutti nonostante abbiano i tablet, e questo vabbè, lasciamo perdere. Fanno un po' di casino i lombardi. Di fatto danno ancora l'affluenza delle 19, appunto, vabbè, lasciamo perdere. In questo momento sia il referendum per Belluno sia quello per il Veneto avrebbero il quorum raggiunto, e quindi sì, il governatore del Veneto Luca Zaia e adesso non sappiamo per Maroni. Comunque, per quanto riguarda Belluno, la provincia, andranno al tavolo del governo per discutere maggiori forme di autonomia. Infatti questo referendum non è vincolante, quindi da domani il Veneto non sarà autonomo, né tantomeno la provincia di Belluno. Tuttavia nel corso dell'anno, in circa 6 mesi, era stata data come data approssimativa, riceveranno appunto maggiori forme di autonomia tramite le 23 competenze che si possono richiedere appunto al governo. Non ci sono aggiornamenti per il momento, quindi andiamo in pubblicità. Poi torniamo qui in diretta.
Eccoci in studio, allora siamo tornati, sono cambiati un po' di dati, li potete vedere, vabbè qua no, come al solito poi mi frego con queste cose. Allora i dati sul sì e sul no sono relativi però al solo comune di Padova, perché? Perché il comune di Padova per ora è l'unico che li ha pubblicati sotto la sezione scrutini, risultati finali, e quindi per il Veneto li stiamo ancora attendendo. Ricordiamo che il Veneto, il Consiglio regionale ha subito un attacco hacker, quindi servirà un po' più di tempo per ricevere i dati, tuttavia sono cartacei, quindi non sono modificabili anche da un attacco hacker, le prove sono quelle. Mentre per quanto riguarda il referendum della Lombardia, lupus in fabula. Stiamo ancora attendendo i dati dell'affluenza in Lombardia, che per il momento non arrivano ancora, e quindi andiamo a vedere i dati. Per il momento i risultati del referendum regionale nel comune di Padova, perché sono già noti parzialmente. Attualmente sono state scrutinate 77 sezioni, se riusciamo ad andare anche, portate pazienza che qua Venezia ci chiede la linea, gliela passiamo a Zwische nel Premium 1. Ricordiamo che se volete vedere i collegamenti dovete andare su Premium 1, qui c'è solo la regia. Ok, vediamo un attimo. Lombardia, intanto la Lombardia ha ancora i dati delle 19 e quindi non ci servono assolutamente a niente, addirittura vabbè. Vediamo un attimo se con la regia riusciamo ad andare con lo schermo sui dati per quanto riguarda il comune di Padova, dati finali. Attualmente 77 le sezioni scrutinate, eccoci qua. 77 le sezioni scrutinate, 26.371 i sì, contro gli 866 no. Quindi con una larga maggioranza hanno vinto i sì, e attualmente stiamo... Che cos'è? Ok, dalla regia mi fanno strani cenni, ma lasciamo perdere. Va bene lo stesso. Questi sono per ora i dati, gli unici dati che possediamo sullo scrutinio. Adesso andiamo a vedere se sono cambiati i dati di affluenza. Sì, eccoci qua. Dati di affluenza per le ore 23. Se la regia riesce a spostarmi un attimo, perché sennò in grafica non si vede. Ecco così. Attualmente 59,6 i votanti complessivi sulla regione del Veneto, 52% Belluno, attualmente non ha modificato le sedi scrutinate, Padova 63,3, Rovigo 48,3, Treviso 60,0, Venezia 55,8, Verona 61, chiude Vicenza al 62,9%. Bene, possiamo tornare in studio. Poi vedo la regia di Venezia in fila per un'intervista con Luca Zaia, che questa sera è molto richiesto. Attualmente non vediamo ancora dalla sede lombarda, che ha problemi addirittura a collegarsi, Maroni, ma eventualmente sarà in collegamento con Premium 1, come vi ho già detto. Noi attualmente non abbiamo ulteriori informazioni, quindi andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra circa 5 minuti.
Eccoci in diretta, sono cambiati alcuni dati per il momento. Nel frattempo ha cominciato a parlare anche, se lo riusciamo a vedere dalla regia, Maroni, eccolo qua, alla redazione lombarda. Ci sono dei problemi con il collegamento, quindi non lo riusciremo a sentire, però non importa. Attualmente sta spiegando le procedure, come si sono svolte del voto. Nel frattempo noi andiamo a vedere i risultati che vedete, se la regia mi ripropone la mia di immagine, grazie, ecco adesso mi sposto un pochetto. Attualmente appunto non riesco mai a inquadrarli. Per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, attualmente l'affluenza è al 61%, lo vedete sullo schermo in sovraimpressione. 96,75% i sì, 3,19 i no. Attualmente pervenuta dalla redazione di Milano, perché se aspettavamo i dati ufficiali, scusate, del sito della regione Lombardia, stavamo freschi, l'affluenza sarebbe al 40%, mentre per il referendum dell'autonomia di Belluno 52,2%. Andiamo un attimo, visto che Maroni si vede discretamente poco, esatto, lo vedo io che glitcha, poveretto, vabbè. Ci spostiamo, che è successo? Ok, ci spostiamo per i dati relativi all'affluenza in Veneto per vedere se è cambiato qualcosa, se ci sono state modifiche alle ore 23. Sì, ecco, ci sono state delle grandi modifiche, quindi andiamo a commentare questi nuovi dati assieme. 61, come vi dicevo, la percentuale dei votanti in Veneto, che con una larga maggioranza del 10% farebbe sì che il referendum sia passato. Ecco. Provincia di Belluno 51,2, si è abbassata qui un po' la media, ma ricordiamo che il quorum di Belluno è un quorum, ci sono, non ci sono, di 104.000 persone. Purtroppo a Belluno la maggior parte delle persone residenti non sono di fatto in provincia, quindi era già un risultato mutilato. A Padova hanno votato il 64,0%, Rovigo il 48,0%, Treviso il 59,3%, Venezia il 57,9%. Se mi togliete Maroni perché mi applaudono, se no non si ragiona, grazie, ecco, così va già meglio, perché si sentiva Maroni sotto, che eccolo qua. Se riusciamo a ricollegarci, dove sei finito? Riusciamo a mandare mail quando stiamo facendo sti cambi, grazie. Ci siamo persi i dati, grazie, se li ridiamo, grazie, eccoli qua. Maroni l'abbiamo silenziato, però con calma. Provincia di Venezia 57,9%, Verona 55,3% e Vicenza chiude al 63,8%. Questi i dati parziali di 446 su 575 seggi. Grazie. Torniamo in studio, quindi ricordiamo che per il referendum veneto e per quello di Belluno venivano rilasciati dei cartoncini, eccolo qua, ce l'abbiamo qua sopra, cartoncino rilasciato dalla Regione Veneto. Quelli per quanto riguarda il referendum di Belluno sono terminati a metà mattinata, è stato necessario ristamparli perché ne erano stati preparati 100 per ogni seggio, che non sono risultati sufficienti poi alla fine per tutti quelli che l'avevano richiesto. Adesso ci spostiamo, andiamo a vedere un po' di dati
sicuri se sono pervenuti. Sì, sono pervenuti. Quindi ci spostiamo a Padova, perché per il momento a Belluno non vedo. Sì, appunto. Questa è Belluno attualmente, l'affluenza come vediamo è allo 0%, non sono ancora cominciati a pervenire i dati, mentre a Padova, eccoci qua, dove ci trasferiamo subito, sono stati scrutinati 124 seggi per il momento, con il 96,78%, 45.270 preferenze, vince il sì contro 1505 no, il 3,22%. Andiamo a vedere un attimo la mappa, ma concretamente è tutto blu, ovvero sì. Vediamo che quasi tutte le sezioni hanno dato l'esito finale. Vedete? Sì, si vedono? Ok. Maroni sta ancora parlando? Sì, va bene. Zai è in intervista e quindi noi possiamo tornare in studio intanto. Grazie. E poi andare in pubblicità. Noi ci rivediamo tra poco per i dati definitivi, perché tra poco cominceranno ad arrivare i dati definitivi anche dagli altri comuni per quanto riguarda i sì e i no. Anche da Belluno dovrebbero arrivare. Per la Lombardia non assicuro niente, entro domani mattina dovrebbero esserci, non so se andremo avanti così tanto. Per News Morning forse ci saranno, ecco, quindi alle 4 se vi sintonizzate su Vision Channel dovreste vederli. Per il resto ci vediamo tra 2 minuti subito dopo la pubblicità.
Siamo ritornati in studio, bentornati. Allora, sono cambiate un po' di cose dall'ultimo nostro collegamento, sono passati circa 2 minuti, eppure la situazione vi assicuro è cambiata, lo potete vedere in sovraimpressione. Sono pervenute diverse sezioni in più, però si è abbassata l'affluenza complessiva, 58,3%. Sono cominciate a pervenire anche i dati ufficiali della regione per quanto riguarda i sì e no. Eccoci qua. Sì 98,0, mentre i no 2,0%. Adesso se riusciamo a vederli anche nel dettaglio, così li commentiamo. Nel frattempo poi che arrivino anche gli ultimi dati di affluenza e poi quelli sul referendum di Belluno, poi magari anche quelli lombardi, ma quelli non ci sparo più molto. Eccoci qua, questi sono i dati attualmente pervenuti dalla regione Veneto. Non c'è una sezione, nessun comune che ha prevalso il no al 2,0%, sì al 98,0%, quindi una maggioranza schiacciante. Le sezioni pervenute per il momento sono 1424 su 4739, pari al 30% delle sezioni complessive. Elettori no, andiamo a vedere un attimo nel dettaglio. Le schede bianche sono state 1229, quindi lo 0,2%, mentre le schede nulle 1552, quindi anche queste pari allo 0,2%, e 2 schede contestate. I votanti sono attualmente pari al 58,3%, diciamo c'è una piccola differenza appunto, ma tra i dati qui rispetto a quelli di affluenza che abbiamo. Nel frattempo io direi anche di passare a Belluno, se ci riusciamo ad andare direttamente senza passare dal via. Eccoci qua. Però a Belluno non hanno ancora iniziato a dare dei dati ufficiali, quindi torniamo in studio. Eccoci qua, bentornati in studio. Quindi dunque tra 6 mesi il Veneto potrebbe ottenere questi, eccoci qua, adesso me li prendo così, questa maggiore autonomia, quindi i 12 punti, secondo se li trovo. Non li trovo, se no ve li leggevo in ordine, perché ricordarsi è anche difficile. Pazienza, dopo ve li leggerò appena li ritrovo. Questo, sì, aspetta, lo riesco a inquadrare, sì. Questo per... no, ok, così, grazie. Questo è il libretto... accidenti, c'è la luce che... ok... della regione Veneto per le illustrazioni che ha dato delle 100 domande, molto utile per informarsi sull'autonomia, che secondo me per una corretta informazione andava letto. Purtroppo non era ovviamente disponibile ovunque, sicuramente su internet era disponibile, però limitatamente ovviamente a chi c'è internet, poi in formato cartaceo non a tutti. Che succede? Sono come dentro in... che... ok, andiamo, sì, me li stanno aggiornando, grazie. Nel frattempo i dati sull'affluenza sono quasi definitivi. Sì, attualmente l'affluenza è al 58,1. Portate pazienza se mi sposto perché non ci vedo esattamente sugli schermi sono un po' cieco. 58,1% attualmente, quindi si è abbassata ulteriormente di 2 punti
2 decimi di punto, scusate. 2 decimi di punto, quindi adesso tra poco andremo a modificare anche la grafica. Nel frattempo stiamo aspettando che la Lombardia pubblichi i suoi dati ufficiali senza dover ricorrere per vie alternative, quali chiedere alla redazione della Lombardia di darci dati. Attualmente sarebbero al 40%, come vedete in sovraimpressione, e non ci sarebbero attualmente nuovi dati né al... Sì, il Veneto sembra... Sì, ci ha fornito nuovi dati, quindi... Però sostanzialmente non è cambiata la percentuale di sì e no, quindi niente di rilevante. Sono stati scrutinati un po' di seggi in più, un centinaio. E per il momento quindi direi di tornare in pubblicità e poi se da Padova ci chiedono la linea per evidentemente andiamo in piazza a vedere cosa succede e poi continuiamo a vedere i dati sperando che arrivino quelli di Belluno e quelli relativi alla Lombardia. Bene, andiamo un attimo in pubblicità, ci rivediamo tra circa 2 minuti ancora. Pubblicità.
ecco, ci hanno avvisato dalla regia, potevano farlo un po' prima, che non si sentiva niente, quindi non avete sentito assolutamente nulla. Bene, torniamo un attimo in diretta, andiamo in pubblicità per risistemare il problema con l'audio, poi ritorniamo, ricominciamo da capo con il commento magari anche dell'audio, regia cortesemente la prossima volta. Andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, torniamo tra circa 20 secondi, ecco. Mannaggia la regia, non cannarmi sempre l'audio, rieccoci in diretta qui con la nostra diretta. Ah signora, mi tocca ricominciare tutti i comuni? Beh insomma dai, facciamo note, vabbè. Attualmente per quanto riguarda l'affluenza generale non sono ancora pervenute tutte le sezioni, siamo a 561, però il dato complessivo si è abbassato a 58,0, quindi tra poco modificheremo anche le altre sezioni. Allora, andiamo a vedere nello specifico i comuni scrutinati. Ritorniamo a Padova, eccoci qua, con l'aiuto della grafica. Attualmente si sente, sì. Regia, aiutami. Allora siamo a Padova, attualmente a Padova sono stati scrutinati 464 su 884, mi pare strano perché Padova mi dà altri dati, Padova me ne dà 206, c'è un'incompressione tra la regione Veneto e il comune di Padova sui quanti seggi esistano, ma lasciamo perdere. A Padova attualmente, secondo il comune di Padova, ci sono il 96,78% di sì contro il 3,22% di no. Questa è la mappa tematica del comune di Padova, tutto blu, eccolo qua. Ringrazio nel frattempo perché ci sono pervenuti anche i messaggi alla diretta, sull'audio, ce ne siamo accorti, con molto ritardo se ne è accorta la regia che era andata in pausa. Grazie regia che non ci controlli mai. Andiamo a vedere in dettaglio i dati scrutinati per la provincia di Padova, questa volta con il mio commento audio. Allora, a Padova, per quanto riguarda il comune di Abano Terme, hanno votato il 98,0%, 2% i no. Andiamo in carrellata veloce perché sennò non finiamo più. Ad Agna continuano a non pervenire, vabbè. Ok, 98% contro il 2% di no ad Albignasego. Anguillara è pervenuta, 98,4% contro 1,6% di no. Arqua Petrarca 99,3 contro 0,7% di no. Stiamo cercando, se la regia mi dà filo, stiamo cercando il comune perfetto dove ci siano il 100% di sì. Adesso vediamo se con i dati definitivi riusciremo a trovarlo. Nel frattempo Maroni sta ancora parlando, Luca Zaia è ancora in intervista. La sede di Venezia quando vuole ci interrompa per l'intervista. Nel frattempo continuiamo il nostro tour de force attraverso i comuni. Eccoci qua. Ad Arqua Petrarca ci spostiamo ad Arre, 97,8 contro 2,2. Da Arre
Andiamo ad Arzer Grande, 98,2 sì, 1,8 i no. Bagnoli di sopra che non era pervenuto, non è pervenuto neanche ora. Baone 97,8 i sì, mentre 2,3% i no. O che succede? Vedo dalla regia di Milano che sono stati assaliti, che è troppi giornalisti. Ok, Barbona, sono pervenuti i dati attualmente, tutte le sezioni scrutinate, 98,5% i sì, 1,5% i no, 5 no per intenderci. Battaglia Terme non erano pervenuti, non sono pervenuti neanche ora. Boara Pisana niente da fare. Borgo Ricco 98,6% contro 1,4% di no. Bovolenta 98,3 contro 1,7%, Brugine 98,5 contro 1,5%, Cadoneghe 97,4 contro 2,6%, Campo San Martino 98,3 contro 1,7%, Campo d'Arsego andiamo al 99% contro l'1%, Campodoro non pervenuti, Campo San Piero non pervenuti, Candiana 98,7 contro 1,3, Carceri 97,1 contro 2,9, Carmignano di Brenta, e qui ci soffermiamo su Carmignano di Brenta, 98,5 contro 1,5%, tutte le sezioni pervenute, perché a Carmignano di Brenta c'è stato l'episodio spiacevole, torniamo in studio, grazie. C'è stato un episodio spiacevole registrato oggi dalla regione, nel quale appunto a Carmignano ci sarebbero state delle cabine elettorali che non potevano essere utilizzate perché il presidente di sezione non le ha autorizzate. Questo nonostante non ci fosse nessun tipo di problema. È intervenuta la regione, quindi sapremo prossimamente come è andata a finire. Tuttavia il voto si è svolto regolarmente, ci sono stati solo delle complicazioni a Carmignano di Brenta, ecco, era solo per specificare. Torniamo sui nostri dati. Da Carmignano di Brenta ci spostiamo a Cartura col 98,4% di sì contro l'1,6% di no. Casale di Scodosia non è pervenuto ed è interessante Casale di Scodosia per sì e no, vedremo quanti no. Casal Serugo 98,3% contro l'1,7%, Castelbaldo non sono pervenuti, Cervarese Santa Croce neanche, Cintoganeo 99% contro 1%, Cittadella 98,0 contro 2%, sembra un dato consolidato, Codevigo 98,0 contro 2%, idem per Conselve 98,2 contro 1,8%, Correzzola 98,9 contro l'1,1%, Curtarolo non è pervenuto, 2 Carrare 98 contro 2%, Este 97,9 contro 2,1%, Fontaniva 98,3% contro 1,7%, Galliera Veneta 97,9 contro 2,1%, Garzignano Terme 98,5 contro 1,5%, Gazzo 99,6 contro 0,4, solo 3 i no. Gran Torto non è pervenuta, Granze 98,7 contro 1,3, Legnaro 98,6 contro 1,4, Limena 98,0 contro 2%, Loreggia 98,1 contro 1,9, Lozza Testino 97,9 contro 2,1, Maserà di Padova 98,1 contro 1,9, Masi non pervenuta, Massanzago 98,2 contro 1,8, Megliadino San Fidenzio non pervenuta, Megliadino San Vitale 98,1 contro 1,9, Merlara non pervenuta, Mestrino 98,4 contro 1,6, Monselice non pervenuta, perfetto, Montagnana
98,2 contro 1,8, tutte le sezioni scrutinate. Montegrotto Terme 98,1 contro 1,9. Ricordiamo che a Montegrotto c'era anche un comitato per il no, abbiamo seguito, se avrete seguito le nostre dirette. 90 Padovana 98,5 contro 1,5. Ospedaletto Euganeo non pervenuta. Padova, eccola qua, 96,8 contro 3,2. Per ora l'unico dato superiore al 2 per i no è quello di Padova, il dato percentuale. Per Numia non pervenuta. Piacenza D'Adige 99,7 contro lo 0,3%, 2 solamente i no, quindi bassa la preferenza per i no. Piazzola sul Brenta non è pervenuta. Piombino Dese neanche, Piombino Dese dove casa dell'assessore. Piave di Sacco 98,3 contro l'1,7% di no. Tra poco ci sposteremo anche a San Vendemiano, il seggio di Luca Zaia, per vedere com'è andata. Polverara 97,5 contro il 2,5%. Ponso 98,3 contro l'1,7%. Ponte San Nicolò 98,2 contro 1,8%. Ponte Longo 97,8 contro il 2,2%. Pozzonovo, quanti comuni che ci sono nella provincia di Padova, 97,8 contro 2,2%. Rovolon non è pervenuta. Rubano 97,8 contro 2,2%. Saccolongo 98 contro 2%. Saletto non è pervenuta. San Giorgio delle Pertiche 98,4 contro l'1,6%. San Giorgio in Bosco 98,2 contro 1,8%. San Martino di Lupari 98,4 contro 1,6%. San Pietro in Gu non è pervenuta. San Pietro Viminario 98,4 contro l'1,6%. Sant'Angelo di Piave di Sacco 98,3 contro l'1,7%. Sant'Elena 98,8 contro l'1,2%. Sant'Urbano non pervenuta. Santa Giustina in Colle 98,4 contro l'1,6%. Santa Margherita d'Adige non pervenuta. Saonara 98,1 contro l'1,9%. Selvazzano Dentro 97,7 contro 2,3% di no. Selvazzano che è uno dei comuni più grandi della provincia. Solesino, infatti quelli di Selvazzano sono ancora parziali come dati. Solesino non pervenuta. Stanghella 98,7 contro l'1,3%. Teolo 98,2 contro 1,8, ancora parziale. Terrassa Padovana 98,7 contro l'1,3%. Tombolo 98,9 contro l'1,1%. Torreglia 99,1 contro 0,9 di no. Tre Baseliche 98,1 contro 1,9. Tribano 98,7 contro 1,3. Urbana 98,9 contro 1,1. Veggiano 98,7 contro 1,3. Vescovana non pervenuta. Bigozzo d'Este 97,9 contro 2,1. Vigo d'Arzare 97,7 contro 2,3. Vigonza 98,4 contro 1,6. Villa del Conte 92,2 contro 0,8. Villa Estense non pervenuta. Villa Franca Padovana non pervenuta. Villanova di Campo San Piero 98,9 contro 1,1, ancora parziali, quelli di Villanova di Campo San Piero. Bo non pervenuto. Bene, questi erano i dati in provincia di Padova. Grazie alla regia che ci riconnette subito. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi ci fiondiamo a Belluno, ci fiondiamo in Lombardia. Ancora grande la notte, sono appena mezzanotte e 44 minuti, ancora lunga la nostra diretta. Saluto anche i colleghi che stanno facendo sulle relative reti Switch Channel Premium 1 e Premium 2, con i collegamenti anche dalla Lombardia per la redazione lombarda e per la redazione di Venezia su Premium 2. E noi andiamo in pubblicità, poi continuiamo con questa diretta.
Bentornati in studio, rieccoci in diretta, sono le mezzanotte 50 minuti, sono mutati leggermente i dati, ma soprattutto sono pervenuti i dati dalla Lombardia, allegria. I dati per ora parziali dalla Lombardia parlano di il sì al 95-64%, li vedete in grafica in basso, adesso non saprei neanche lì. Aspetta, sono di qua, sono alla mia sinistra, vabbè, sono in questi, aspetta, dove sono? Spariti eccoli qua, questi qui sono i dati, porta pazienza, sono stanco anche a me da stamattina. Allora, i dati dell'affluenza lombarda parlano del sì al 95-64% contro 3,61 i no, affluenza del 40%, anche la Lombardia, come abbiamo sentito prima dalle parole del governatore Roberto Maroni, andrà con il Veneto a reclamare le 14 competenze regionali che comprendono economia e vari altri aspetti, molto simile a autonomia che attualmente vige in Friuli Venezia Giulia e Trentino, quindi un'autonomia che ridà a questi territori un'eguaglianza con i propri vicini, perché ricordiamo che in Veneto c'erano già state 5 o 6 richieste da parte di comuni per passare sotto il Friuli Venezia Giulia o verso il Trentino, ovviamente comuni confinanti. Invece non c'è mai stata richiesta, come ci diceva prima il governatore del Veneto Luca Zaia, di comuni che abbiano fatto richiesta di passare sotto l'Emilia o sotto la Lombardia. Questo perché il Trentino e il Friuli Venezia Giulia attualmente godono già di autonomia. Ecco, come vedete appunto sono cambiati anche i dati sull'affluenza del referendum sull'autonomia del Veneto, 98,1% i sì, 1,9% i no, 57,9% le persone che si sono espresse. Mentre per quanto riguarda il referendum dell'autonomia di Belluno, ricordiamo che ci sarebbe un quorum, ma solo formalmente, del 104.840 persone. Attualmente sarebbe già stato superato, comunque 51,4 sarebbe comunque superato. Ci spostiamo, vediamo intanto se sono pervenute le affluenze in totale, perché non sono ancora parziali quelle che vedete, anche per la regione Veneto, e continuano a essere parziali. Ricordiamo che alle ore 19 e alle ore 12 abbiamo dovuto aspettare circa un'ora e mezza, 2, perché pervenissero i dati completamente, quindi niente di anomalo. Comunque la regione Veneto e la regione Lombardia, la regione Veneto soprattutto ne abbiamo conoscenza, sia stata attaccata da hacker in 2 occasioni, una nel pomeriggio, una in serata. Nessun dato è stato perso, i dati persi comunque verranno recuperati facilmente, visto che è un referendum cartaceo. Mentre per quanto riguarda il referendum della Lombardia, non sarebbero stati portati a termine attacchi hacker che ne abbiano inficiato di fatto la validità. Luca Zaia ancora in sala. Venezia ci chiede no, ok, pensavo. Ok, 57,9 appunto l'affluenza per il Veneto. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio. Torniamo intanto in comune di Padova, cortesemente, andiamo a vedere un attimo, perché a parte qualche sezione, caspita, non ci riesco a vedere, perdonatemi se mi avvicino agli schermi. 200 su 206 sono state scrutinate per il momento. Se me li mettete anche a schermo così le faccio vedere anche a casa. Eccoci qua. Dicevamo 200 su 206 le sezioni scrutinate, 96,78% i sì contro 3,22 i no. Questa è la mappa della città con i sì che sono in blu
secondo la leggenda, e in nessun seggio ha vinto il no. Mancano, come vedete, pochissimi seggi, eccoli qua, quelli che vedete in bianco non sono ancora stati scrutinati. Chi sono? Me lo dice la sezione 194, la 166, la 126 in centro, strano che la 126 non abbia ancora dato gli esiti, la 150 e la 154, queste le sezioni che devono ancora dare resoconto. Ma ci spostiamo adesso in Veneto. Andiamo a vedere le percentuali di sì e no in voti assoluti. Eccoci qua. Allora, per quanto riguarda il Veneto in complessivo, abbiamo un dato che parla di 1.812.238 sì contro 35.312 no. Donatemi, ma devo sempre avvicinarmi perché sennò non riesco a leggere. A Belluno 166 su 244 sezioni hanno dato per i sì 67.000 voti contro 1.000, arrotondiamo, i no. In provincia di Padova 321.000 i voti per il sì contro 6.000 per il no, 87.000 a Rovigo i sì mentre 1.000 i no, 344.000 a Treviso i sì, 6.000 i no, a Venezia 319.000 i sì, 6.513 i no, a Verona 35.200 i sì contro 6.000 i no, e a Vicenza concludiamo con 300.019 i sì contro 5.000 i no. Ecco, questi erano i dati attualmente per quanto riguarda i parziali nella regione Veneto. Rieccoci in studio. Quindi tra 6 mesi l'autonomia molto probabilmente di Veneto e Lombardia. Invece ricordiamo che la regione Emilia-Romagna ha cominciato anch'essa un processo di autonomia senza chiedere il voto ai romagnoli. Ne abbiamo già discusso nei giorni precedenti e quindi sapete, oddio, potrei anche farvi un breve riassuntino di quella che è la situazione, magari lo faremo più tardi. Adesso devo dare la linea alla pubblicità, per l'ultima pubblicità di mezzanotte, e poi ci rivediamo tra poco qui in studio.
Eccoci in studio con le immagini. Vediamo, grazie alla nostra regia, che in Veneto ha vinto. Che è successo? È partito tutto. Grazie. E in Veneto e in Lombardia ha vinto l'autonomia. Non con in Veneto con una decisione superiore rispetto a quella lombarda, ma anche in Lombardia attualmente, dai dati che ci stanno arrivando, nonostante magari l'affluenza un po' bassa, ecco, anche in Lombardia ha vinto l'autonomia. Possiamo rientrare in studio. Ci sono dei problemi? Ok, sembra che ci sia qualche problemino tecnico. Ecco, adesso siamo di nuovo in diretta. Abbiamo un attimo di, come vi dicevo, un piccolo problema tecnico, ma niente di particolare. Attualmente l'affluenza, come vedete, per il referendum del Veneto ancora parziale, perché non è ancora arrivata in definitiva al 57,9%, affluenza per la Lombardia 40%, affluenza per Belluno con il proprio referendum 51,4%. Tra poco potremo anche vedere i dati da Belluno, se Belluno li ha aggiornati, logicamente, perché se non li ha aggiornati, mi pare, infatti non li ha aggiornati. Belluno un po' indietro, non si sa il motivo. Vediamo un attimo se Belluno, no, non ci dà nessuna sorpresa Belluno, e quindi a Belluno ci andremo solo con il referendum dell'autonomia veneta, perché quello per l'autonomia della provincia di Belluno non è ancora pervenuto di fatto, quindi poi vedremo. Tuttavia, per quanto riguarda l'affluenza, dovrebbe essere stato superato. 573 su 575, 57,3 si è abbassato ulteriormente la percentuale generale di quanti hanno votato. Attualmente a Belluno ha votato il 51,4%. Con la grafica magari dalla regia riusciamo anche a inquadrarlo, ecco, così magari anche da casa è possibile vedere. Ecco, adesso ci siamo. Allora, perché? Che è sta storia? Da Belluno dicevo il 51,4%, da Padova il 59,7%, Padova ha terminato lo scrutinio. Rovigo il 49,9%, anche Rovigo ha terminato. Treviso anch'essa ha terminato, 58,1%. Passiamo a Venezia, 44 su 44, anche qui terminato, 53,7%. Anche a Verona 98 sezioni su 98, 55,5%. Vicenza 120 su 120, 62,7%. Mancano solamente 2 sezioni da Belluno, perciò Belluno che ci sta facendo attendere anche per il proprio referendum, perché ricordo che appunto oggi si votava anche per il referendum di Belluno e non solo ovviamente per quello di Veneto e Lombardia. In Lombardia si votava anche per un altro referendum, quello dei comuni, però non abbiamo seguito questo referendum, l'ha seguito la sede lombarda. Se volete potete passare su Swissmar Channel Premium 2 per quei dati. Ma adesso andiamo a vedere un attimo di scrutini, se riusciamo a tornare in studio con le immagini. Grazie, eccoci. Andiamo a vedere un po' di scrutini. Io andrei decisamente a vedere in provincia di Treviso per quanto riguarda la sezione di appartenenza
di Luca Zaia. Che però non vedo. Vabbè, la cercheremo durante la pubblicità, poi ve la faremo vedere. Treviso, è possibile farvi vedere Treviso? Sì. Ok, questa è la è Treviso, eccola qua, la provincia intera di Treviso, votanti quasi tutte le sezioni pervenute, anche se vabbè, sono un po' discordanti. 98,1% di sì contro l'1,9% di no. Adesso se mi date un secondo andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subitissimo con i servizi da questa mattina e poi altro. Eccoci in studio, poche le modifiche dalla nostra ultima sessione. Io direi di andare subito a sentire le interviste di Roberto Maroni e poi quella di Luca Zaia rispetto al referendum. Quindi andiamo subito a sentirle, poi ci ritroviamo qui in diretta. A fare questa operazione. Abbiamo avuto i tutor, i giovani che hanno dato una mano, e la soddisfazione è anche dal fatto che nelle interviste che sono state fatte dopo il voto a persone di tutte le età, ma soprattutto a persone anziane, in Lombardia ha votato anche una persona di 102 anni, a Desenzano, 102 anni, tutte queste persone hanno espresso grande soddisfazione, dicendo un sistema semplicissimo, non c'è più la matita e io mi sbagliavo col segno della matita, così invece è un sistema perfetto. Quindi è il futuro, abbiamo sperimentato il futuro per l'Italia, per il sistema di voto che potrà essere utilizzato in qualunque elezione, e io chiederò, ho già preannunciato il Ministro Minniti, che già le prossime elezioni in Regione Lombardia possono utilizzare questa procedura. Abbiamo garantito oggi che funziona in tanti seggi diversi e in tante modalità operative diverse, e abbiamo dimostrato che è sicuro. Già dalle prossime elezioni, quindi nel frattempo, come sapete, lasceremo in dotazione queste macchine alle scuole perché nel frattempo possono usarle come strumento didattico.
Seconda soddisfazione è per l'affluenza, il dato dell'affluenza. Io avevo posto come soglia ambiziosa, considerato che la Lombardia non è come il Veneto, cioè una regione dove il senso di appartenenza, il valore dell'autonomia è molto più forte, è indubbiamente più forte per ragioni storiche, per ragioni culturali, per tante ragioni nel Veneto rispetto alla Lombardia. Noi abbiamo una regione che è molto diversa da questo punto di vista, quindi mi ero posto come prospettiva lo stesso risultato che ebbe nel 2001 il referendum costituzionale che approvò la riforma del titolo quinto, che noi attuiamo adesso con questo referendum. E lo dico perché allora la riforma venne fatta dalla sinistra e la sinistra parlò di riforma federale, di riforma epocale della Costituzione, e il referendum costituzionale confermativo fatto nell'ottobre del 2001 aveva proprio questo significato. Il popolo era chiamato ad approvare una riforma epocale della Costituzione che andava proprio nel senso della riforma federale. Ricorderete, forse qualcuno ricorderà, io ricordo bene perché c'ero all'epoca, quanto la sinistra spinse su questo proprio per contrastare, o meglio, non per contrastare, per entrare nel terreno, nel territorio del centrodestra, della Lega in particolare, quindi enfatizzò molto. Allora la percentuale di voto, l'affluenza, scusate, fu del 34%. Io mi ero posto prudenzialmente questa soglia, ebbene con grande soddisfazione questa soglia l'abbiamo ampiamente superata. Abbiamo un terzo circa dei dati complessivi, sì, 10.000, la proiezione è attorno al 40%, superiore al 40%, questa è la proiezione che abbiamo. Quindi vedete, a me la percentuale mi interessa fino a un certo punto, anzi non mi interessa, onestamente. Non faccio la competizione con Luca Zaia, sono felice che Luca Zaia abbia superato il 50%, spero che superi anche nel dato definitivo il 60%, sono felice, perché adesso possiamo unire le forze, Lombardia e Veneto, per fare la battaglia del secolo. Sono felice che abbia superato la regione Lombardia, ok? Quello che conta per me è che questo dato, che sia il 39 o che sia il 41, lo sapremo tra pochi minuti, un paio d'ore al massimo, vuol dire circa 3 milioni di lombardi. 3 milioni di lombardi, che sono più della popolazione di metà delle regioni italiane. 3 milioni di cittadini che, uniti ai 2, qualcosa del Veneto, fanno per me e per Zaia una forza straordinaria che metteremo sul tavolo a Roma nella trattativa con il governo. Quindi, nonostante i gufi, nonostante tutti quelli che tifavano per non andate a votare, non deve raggiungere il 30% Maroni, chi l'ha buttata in politica, non il sottoscritto, la grande soddisfazione è che abbiamo superato la soglia che io mi ero dato, e di molto, e questo in alcuni comuni, in molti comuni, quello per esempio del ministro Martina, abbiamo superato il 50% di affluenza, che insomma qualche cosa può anche voler dire, mi pare. Il mio comune della provincia di Varese è il secondo, mi spiace che non sia arrivato primo come affluenza, però insomma in classifica nei primi 3. Ci sono tantissimi comuni che hanno superato il 50%. Milano ovviamente lo sappiamo storicamente, è
sempre all'affluenza più bassa. Voglio verificare, verificheremo nei prossimi giorni quartiere per quartiere l'affluenza, perché è un dato che mi interessa capire dove la voglia di autonomia anche nella metropoli di Milano è più radicata, e penso che dai primi dati che abbiamo visto si possa fare una mappa quartiere per quartiere, area per area, in dipendenza di chi ci abita, di chi ci vive e la prospettiva di vita che ha. Sarà un dato molto interessante quello che faremo su Milano, non solo su Milano, su tutta la regione Lombardia. Quindi grande soddisfazione perché la macchina ha funzionato, e voglio davvero ringraziare chi in regione si è occupato di questo, la società che ha gestito tutta l'infrastruttura, i presidenti di sede. Va bene, ritorniamo in studio, eccoci qui se non avete preso sonno. Allora, dunque, questo era l'intervento parziale di Roberto Maroni sull'autonomia lombarda, tra poco anche quello di Zaia, senza però annoiarvi troppo. Torniamo ai nostri dati, ovvero quelli relativi al referendum del Veneto, perché dovrebbero essere state scrutinate tutte le sezioni, così non è, mancano ancora le due della provincia di Belluno, ma nessuno ancora neanche segnale dal referendum di Belluno. Esatto. Purtroppo per ora non ci sono ancora dati. La Lombardia, come vedete qui, in sovraimpressione 95,64 il sì, sì, confermiamo, 3,61 i no, 0,75 scheda bianca, 64% la votazione attuale, ossia quanto è stato scrutinato finora. Siamo ancora indietro dal 100% delle sezioni scrutinate, siamo però speriamo entro tempi brevi, diciamo. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni, andiamo in pubblicità aspettando che terminino i dati di convergere, almeno per l'affluenza, così poi avremo un dato concreto per quanto riguarda almeno il Veneto. Su Belluno penso che avremo dati più definitivi domani mattina, e anche per la Lombardia. Per la Lombardia penso in tarda nottata dovrebbero pervenire i dati definitivi, ecco. Noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui su Fisher Channel.
Buonanotte e bentornati in questa lunga diretta per il referendum dell'autonomia del Veneto. Attualmente i dati non sono cambiati, mancano ancora 2 sezioni da scrutinare nella provincia di Belluno. Attualmente i sì sono al 98,1%, i no a 1,9%, mentre per quanto riguarda la Lombardia il sito continua a essere in tilt, quindi per il momento non ci sono dati significativi se non quelli che vi stiamo mostrando attualmente, quindi 95,64% i sì, 3,61 i no, affluenza molto vaga sul 40%, dovrebbe essere 39,40% diceva prima Maroni, non lo sappiamo con esattezza. Per quanto riguarda il referendum dell'autonomia di Belluno, dovremmo aspettare fino a domani mattina per avere dei dati più certi, perché la provincia attualmente non sta dando i dati. Nel frattempo che aspettiamo tutto ciò, andiamo a sentire l'intervista che ha rilasciato Luca Zaia prima in conferenza stampa. Parte dell'intervista andiamo a risentirla. Può partire il servizio? Che si è bloccato. Regia. Penso che ci siano dei problemi tecnici perché non riusciamo a sentire quello che Zaia sta dicendo. Possiamo tornare un attimo in studio perché non vedo esattamente, non sento niente io. Portate pazienza, magari sono sordo io. Proviamo magari a ristabilire il collegamento, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Abbiamo visto dei giovani ragazzi sopra quel muro e il muro è caduto di esso nel caso dei referendum. Pronti? Eccoci qui, il collegamento è ora pronto, quindi andiamo subito a sentire le parole del governatore Luca Zaia. Può partire il servizio? Svolge sempre all'intero corpo elettorale o alla relativa frazione di esso nel caso dei referendum regionali, il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve la funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo.
La Corte cosa dice? Dice attenzione, è un referendum consultivo, ma non è che questa è carta straccia, è in grado di influenzare, contrastare i processi decisionali. Io penso che i veneti abbiano avuto coscienza di quello che sta accadendo. È un Big Bang, no? Lo dico spesso, per anni si è guardato al muro di Berlino e molti strateghi valutavano l'opportunità e magari le modalità della caduta del muro. Poi il 9 novembre 1989, se non sbaglio la data, abbiamo visto dei ragazzi, dei giovani ragazzi sopra quel muro e il muro è caduto. È il Big Bang, questo è il Big Bang delle riforme istituzionali. A me piace pensare che questa regione dà vita a questo Big Bang, è per noi l'occasione per dire che questa chiamata di popolo è trasversale ai partiti politici. Poi ovviamente assisteremo sempre ai commenti, quelli che ieri chiedevano le dimissioni del Presidente se non si fosse passato il quorum, oggi rivendicano parte di questa vittoria. Ma queste sono storie che abbiamo già visto, siamo nel paese nel quale mai nessuno perde. Ma a me piace dire che qui mai nessuno anche oggi vince, vincono i veneti, vince il senso civico di Veneti, vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra, vince la voglia di dire che nell'alveo del rispetto della Costituzione e delle leggi si possono fare le riforme. Guardate, cito spesso Einaudi nel 1948 presentando la Costituzione disse ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, ma Einaudi si sarebbe immaginato che avessimo dovuto celebrare un referendum per dare ad ognuno l'autonomia che si spetta. Io sono convinto che questa stagione delle riforme che parte con questi referendum sarà e diventerà endemica questa stagione. Penso che non si fermerà qui questa partita. Oggi noi non vogliamo assolutamente dichiarare guerra, pensare che le prove muscolari servono a portare a casa i risultati per il meglio, però vogliamo dire che ci sono 23 competenze citate in maniera molto puntuale nel titolo quinto della Costituzione, quella Costituzione che molti sventolano quando serve e in altri momenti la nascondono, come in questo momento, in questi mesi, in queste settimane di campagna referendaria per dire ai cittadini che c'era l'opportunità di votare. Voglio ricordare che questa regione ha fatto una campagna istituzionale rispettosa delle idee di tutti, ha chiesto a tutti di andare a votare, ha chiesto a chi voleva votarsi di andare a votare, chi no, chi voleva astenersi, però abbiamo detto diamo un segnale. Il segnale del popolo è arrivato. Chiederemo queste 23 competenze, chiederemo il federalismo fiscale, chiederemo i 9 decimi delle tasse e annuncio già che domani mattina è convocata la Giunta per la presentazione del progetto di legge. Vi ricordo che il progetto di legge è un progetto sul quale stiamo lavorando, non dico da anni, ma sicuramente da più di un anno. È un progetto di legge molto articolato, è la base negoziale che presenteremo al governo. Siamo convinti e spero che a Roma si rendano conto che questa non è l'indicazione di un partito, ma l'indicazione di un popolo. Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Penso che oltre 2 milioni di veneti che comunque sotto la pioggia, ricordiamolo perché oggi non era una bella giornata, sotto la pioggia, sfidando ovviamente le avversità atmosferiche, sfidando a volte anche i limiti personali. Ho visto tante persone disabili arrivare, anziani, molti anziani, una signora di 103 anni ha voluto mandarmi la sua foto per dire anch'io c'ero. E penso che questa trasversalità, ho visto foto che mi hanno inviato di gruppi di diciottenni che al primo voto sono andati a votare, ho visto foto di immigrati che hanno voluto anche loro testimoniare la loro presenza in questa partita. Questo è il referendum dei veneti e dei nuovi veneti. Noi domani mattina, proprio perché siamo abituati a non perdere tempo nelle chiacchiere, deliberiamo il nostro progetto, poi lo diamo ovviamente alla valutazione della comunità, degli stakeholders, di tutta quella comunità veneta che lavora, che produce, quella comunità responsabile dei 150 miliardi di PIL, quella comunità delle 600.000 partite IVA, la comunità del terzo settore, del sociale, delle parti sociali, e di tutti quelli che comunque vogliono partecipare a questa avventura. Fatta l'analisi di questo nostro progetto di legge, disegno di legge, scusatemi, tornerà in giunta, ma nel giro di pochi giorni, e dopodiché andrà in Consiglio regionale per il passaggio definitivo e diventerà il nostro contratto che proporremo al governo. Io spero che a Roma si rendano conto di cosa sta accadendo. È una pagina importante, voi stessi con la vostra presenza lo dimostrate questa sera, no? Neanche le nostre regionali
del 2015 c'erano così tante testate, tanti giornalisti, tante persone presenti. È un cambiamento della storia. La Corte Costituzionale nel 2015, quando ha dato ragione a noi, vi ricordo ovviamente è la terza volta che tento di fare questo referendum, per 2 volte è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. La Corte, quando ha dato ragione a noi, non ha solo detto che il referendum consultivo è importante, ha detto anche che nella trattativa si dovrà tener conto dell'indicazione dei veneti, e penso che questi siano passaggi fondamentali della Corte Costituzionale. Ma penso che il passaggio fondamentale, che non è scritto ma si legge nella sentenza, ripeto, una sentenza di qualità e di spessore, è il fatto che la Corte Costituzionale molto probabilmente capisce che le riforme dall'alto non si fanno più, e quindi le delega al popolo, e quindi questa regione diventa anche un elemento di sperimentazione per quelle riforme che mai a tutt'oggi si sono fatte. Quindi sempre meno simili alla Grecia e sempre più uguali o simili alla Germania. Questa è la nostra filosofia e penso che questo sia il mandato che i veneti ci danno. Grazie. Alcune considerazioni nella lettura dei dati che poi avrete. Vi ricordo che noi abbiamo l'8% del corpo elettorale che non è in sede, non è in Veneto, quindi sono cittadini che non hanno potuto votare, e dai dati che abbiamo si parla di una presenza di quell'8% dello 0,1%, quindi sostanzialmente al dato che avremo finale avremo una performance che dovrà avere un più 8% rispetto ad esempio al referendum del 4 dicembre che permetteva il voto agli italiani che si trovavano fuori dai confini nazionali. È un dato che vi invito anche a vedere, vi faremo avere delle tabelle anche poi declinato per ogni provincia. Abbiamo delle province come Belluno, ricordo un dato che è la provincia più problematica rispetto a questo. La provincia di Belluno ha esattamente il 20,50%, 20,5% vuol dire un quinto del corpo elettorale che non è in sede e quindi che non ha potuto votare. L'altro aspetto fondamentale è che a me piace ricordare, visto considerato che poi le analisi, ma chiudo qui con le analisi, spesso poi quando ci sono queste tornate e queste elezioni si fanno le analisi, voglio ricordare che noi siamo stati eletti nel 2015 da 1.100.000 voti. Qui lo sforzo che è arrivato ha oltrepassato i 2 milioni di voti, e questo non vuol dire che sono voti nostri, sono veneti che quando vengono chiamati, lo dicevo all'inizio, rispondono. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, la mia squadra che vedete qui a sinistra, i consiglieri, tutti quelli che hanno anche lavorato magari per proporre altre soluzioni, altresì, no? C'è stato un dibattito, è stato un dibattito che penso che abbia arricchito anche la nostra comunità. Come dico sempre io, il Veneto di ieri non è più quello di prima, cioè scusate, il Veneto di oggi non è più quello di prima, il Veneto di ieri non è quello di oggi. Oggi il tema dell'autonomia si sente ancora in maniera più viscerale, si parla di federalismo, si parla degli articoli della Costituzione, si parla di tutte quelle attività che sono state anche un momento di crescita per la nostra comunità. Ringrazio le strutture della Regione, il dottor Gasparini, Fabio Gazzabini, Carlo Parmigiani, insomma un po'. Eccoci in studio, allora mentre Luca Zaia appunto stava ringraziando tutti i vari esponenti che gli hanno dato una mano, perché ricordiamo che questa è stata una campagna elettorale molto lunga. Noi torniamo un attimo sui dati perché sono pervenuti attualmente con il 57,3%, continuano a mancare due sezioni di Belluno. Se la regia riesce anche a mandarcele in onda, un secondo, eccole qua. Mancano 2 sezioni di Belluno. Ricordiamo che Belluno vota anche per il proprio referendum, e la Lombardia attualmente ha ancora i server bloccati. Nonostante il Veneto sia stato attaccato, è stato più veloce della Lombardia a dare i dati. Stiamo osservando anche il sito, tuttavia continua a rimanere fermo al 64% di scrutinio, quindi penso che per domani mattina dovremo avere dei dati. Andiamo a Padova, perché a Padova invece hanno terminato totalmente ovviamente
lo scrutinio, quindi vediamo i dati definitivi di Padova. 206 le sezioni coinvolte a Padova, il 96,76% ha deciso di votare sì, 3,24% ha deciso di votare no, 72.153 i sì, 2.416 i no. Nella cartina possiamo vedere colorato con blu il risultato delle sezioni per il sì. Se avesse vinto anche in una sola sezione il no, vedremo colorato di rosso. Entriamo in una sezione a caso, la prendo proprio a caso. Sezione 22. Pardon, è spostata, no, non si vede. Un secondo. Eccola qua. Bene, sezione 22 presa a caso, 257 i sì, 15 i no. Quindi una percentuale anche abbastanza alta per questa sezione di no, il 5,51. Non so se sia un dato simile in altre sezioni, sì, più o meno vedo che 5% di no ci sono in tutte le sezioni, ecco. Prendiamo un'altra a caso, ecco qui è un po' più basso, però diciamo che la media è del 5% di no, poi ovviamente sommate danno anche i risultati che abbiamo già visto, eccoli qua, 3,24 i no, e mentre 96 e 76% i sì. Bene, possiamo tornare in studio. Io con questa grande diretta non andrei avanti ulteriormente perché da Belluno non risultano novità, a meno che non siano appena pervenute. Do un'ultima controllata, appunto non risultano novità a Belluno per quanto riguarda il referendum, del quale vi daremo conto. No? Sì, no, per quanto riguarda il referendum hanno dato i dati, ok. Per quanto riguarda appunto sto cercando di capire perché hanno dei fanno diventare scemo con questo sito, ok. No, per quanto riguarda il referendum sull'autonomia di Belluno non ci sono ancora i dati, quindi penso che li riceveremo domani mattina. Ricordo gli appuntamenti dell'emittente: alle 4 News Morning, all'1 c'era il telegiornale, questa notte come vedete è saltato, riprenderà domani sera normalmente. Poi alle 10, alle 12 vedrete nelle prossime edizioni del telegiornale tutti i resoconti su referendum di Lombardia e Veneto. Avete sentito da Zaia che approverà già domani il progetto per l'autonomia del Veneto, in base ovviamente ai risultati che ha ricevuto, dei risultati molto incoraggianti perché insomma ha avuto un plebiscito di sì, che noi non possiamo fare altro che congratularci con il presidente del Veneto Luca Zaia. Non ci sono stati particolari appunto problemi, a parte a Carmignano sul Brenta, del quale vi daremo conto nelle prossime edizioni del telegiornale. Io con questo ho concluso, noi ci rivediamo alle 4 per News Morning. Grazie per averci seguito e buonanotte.